per chi governa questa nostra società. La gente qui si uccide per disperazione, perché ha perso il suo lavoro, non ce l'ha. C'è chi parte in cerca di una vita nuova, ma poi una vita nuova mai l'avrà. Come i nostri amici lì a Lampedusa, che hanno perso patria, vita e libertà. È il momento di ascoltare Questo popolo che ormai non sa che fare, ci opprimete con le tasse da pagare. nonostante ciò viviamo a Buon Natale. Buon Natale, diamo amore a questo mondo destinato a non cambiare. A Natale stiamo insieme senza fare distinzione di colore. Siamo tutti quanti figli del Signore e stringendoci per mano noi cantiamo tutti in coro. Tanta luna era l'uomo che verrà. C'è chi ama ma non lo può dimostrare, e nasconde la sua vera identità. Poi c'è gente che si sposa senza amore Ed uccide figli senza aver pietà. Qui si parla solo di emancipazione, col tempo il mondo dove finirà. Oggi il male vince sempre sull'amore. Solo tu ci puoi salvare, mio Signore. È il momento di ascoltare questo popolo che ormai non sa che fare. Ci opprimete con le tasse da pagare. Nonostante ciò viviamo a Buon Natale. A Buon Natale diamo amore a questo mondo destinato a non cambiare. A Natale stiamo insieme senza fare distinzione di colore. Siamo tutti quanti figli del Signore. Non si fa quasi niente per si vende, si compra, si scambia. Ebbene, stasera quando andate a casa, prima di andare a dormire, date un bel bacio alla mamma, un bel bacio al papà. Perché sono tra le poche persone che fanno un sacco di cose per voi e lo fanno gratis. Natale diamo amore a questo mondo destinato a non cambiare. Siamo qui il presidente dell'Associazione Progetto Famiglia, Marco Giordano. Buonasera, noi siamo molto contenti di questa iniziativa che corona una novità di quest'anno. Qui alla Cittadella abbiamo inaugurato un centro di aggregazione per i bambini, i ragazzi, le famiglie e tutti i martedì e venerdì dalle 15 alle 18 è aperto e invitiamo tutti coloro che volessero darci una mano sia per vivere dei momenti insieme sia anche per fare del volontariato coinvolgendo quei bambini e quei ragazzi che sono meno fortunati. Quest'anno la collaborazione di Noi ti Cantiamo Napoli, spero che vi ha fatto piacere. Una piacevole sorpresa che sicuramente è la prima di una serie di occasioni che avremo modo di condividere insieme. Sicuramente la musica, il canto può accompagnare in modo ricco e propositivo la solidarietà come due mani che possono fare insieme una bella opera. Tanti artisti hanno voluto aderire e tanti ne aderiranno ancora nelle prossime iniziative. Noi siamo stati felici di essere qui, stasera daremo il nostro contributo, ma la parte grande la fate voi. Veramente complimenti per quello che fate per tutti questi bambini che stasera finalmente hanno avuto un sorriso, hanno avuto un dono come forse non se l'aspettavano nemmeno. Ma la parte la facciamo tutti, la scommessa è quella di tessere fili che mettano insieme le persone, quindi grazie anche a voi per esserci. Io voglio ringraziare
ringraziare insieme a voi tutto il personale del reparto medicina d'urgenza di Castellammare di Stabia, il presidio San Leonardo, che ha contribuito per i doni che stasera qui ho consegnato. Hanno fatto una raccolta di fondi e con i quali abbiamo comprato beni di prima necessità che abbiamo portato qua, quindi grazie anche a loro. Quindi la solidarietà con Cantiamo Napoli cresce sempre. Cresce e crescerà. Grazie a voi Presidente, ciao. Alfonso Crispuolo dell'associazione Cantiamo Napoli si accoda ai ringraziamenti e ai saluti. Allora, io voglio ringraziare l'associazione Progetto Famiglia, fate qualcosa di veramente splendido. Noi della trasmissione Cantiamo Napoli, che credo con parecchi di voi seguono, abbiamo voluto portare qui stasera tanti doni che abbiamo raccolto per voi, abbiamo portato artisti che dopo si esibiranno per voi, tanti cantanti che dopo vi daranno modo di essere con voi. Voglio ringraziare tutto il mio staff che mi ha seguito. Con noi c'è Teleangri che trasmetterà il tutto in questi giorni, potete vedervi in TV. Ringraziamo ancora l'associazione delle modelle della signora Anna Rita Giuliano che sono qui con noi stasera e tutti gli artisti che interverranno durante questa serata. Noi siamo stati fieri e questo, prima parlavo con Pina che io conosco, siamo tanti amici, questo è solo l'inizio Presidente, che Cantiamo Napoli ha voluto dare la nostra disponibilità, ci sarà sempre per voi. Grazie. Ringraziamo di nuovo e non per ultimi ringraziamo quanti hanno collaborato per far sì che i doni giungessero stasera ai nostri bambini. Vorrei ringraziare l'associazione Costruzioni di Sorrentino Massimo e Prima Lab di Novi Carla che hanno contribuito non poco per la raccolta fondi per i giochi e i doni per i più piccoli. Eccola qua, lei è la responsabile che mi ha fatto un po' da portavoce. Pina, come aiutare questi bambini? Che soddisfazione dà a voi? A noi non dà, cioè noi siamo contenti semplicemente per di poter fare quello che facciamo con i nostri figli anche con loro, nulla di più, perché c'è più gioia che riceviamo noi nel dare qualcosa a loro che loro quando vengono, diciamo così, aiutati da noi. Da quanti anni è questo progetto? Progetto Famiglia va avanti da 20 anni, questo è il 21° anno di attività. Ok Pina, noi siamo onorati con Cantiamo Napoli di essere qui con voi e stasera daremo anche noi la nostra parte. Anche a noi fa piacere avervi incontrato, grazie. Grazie Pina, ciao. Non vi muovete dai posti, chi si muove... Che poi nascerà. È Natale. Con una stella che brillerà. Buon Natale. Tutta sta gente che vuoi chiacchierare. Buon Natale. Pure a te che mi stiamo una mano. Auguri sinceri, a ci ripara la cena.